Il nostro viaggio oggi ci porta nelle Marche, a Ripa Transone, esattamente, quindi Esatto, in provincia di Ascoli Piceno, giusto? esatto, Nella tenuta Santori, e te sei Marco Santori, sì, giusto? esatto, sì. Bene, allora, quando inizia questa tua avventura nel vino? E Allora, come inizia? la mia avventura nel mondo del vino inizia piuttosto presto per quanto riguarda proprio me, nel senso che avevo scelto come proprio percorso di studi gli studi prima di agraria e poi di enologia. E Quindi una poi passione fin da giovane, insomma, una comunque era passione, il tuo sì, fin da mondo, era. giovane. Sì, e dopodiché ho fatto alcune esperienze all'estero, in alcune cantine all'estero, e poi ho deciso, con l'aiuto della mia famiglia, di, diciamo, mettere le mani su quelli che erano i vigneti di famiglia, quindi quelli che erano i vigneti di mio nonno, a Ripa Transone, Nonno Lorenzo, e giusto? nonno Lorenzo, esatto, Perché lo nomini, esattamente. insomma, nel tuo sito, quindi è un nome Sì, sì, ricorrente, sì, sì, quindi. sì, sì, esatto, esatto. E quindi da lì ho, diciamo, ripreso in mano questi vigneti, abbiamo costruito la cantina operativa nel 2012 Mhm. e quindi proprio il 2012 è Ah, la prima annata di Tenuta Santori. quindi siete un'azienda giovanissima, possiamo dire? Sì, 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 io dico sempre siamo gli ultimi arrivati. Gli ultimi arrivati, va bene, però state andando alla grande, insomma, perché poi ne parleremo, già tantissimi premi, riconoscimenti, insomma, ai vostri Sì, vini. A me sì, quello che mi ha colpito leggendo, insomma, un po' la vostra storia, perché te, parlando della tua storia, l'hai proprio rappresentata come la sfida. sì, Perché la sì. sfida? La sfida è perché io che ho avuto appunto questa fortuna di viaggiare un po' all'estero, di fare esperienze in luoghi meravigliosi dove il vino è qualcosa di veramente importante, un elemento veramente che caratterizza un luogo, tornando poi sulle nostre colline mi sono reso conto che a noi fondamentalmente non manca nulla. Non mancano i paesaggi, non mancano i vitigni, non manca il terreno, la qualità del terreno, non manca la qualità del clima, non mancano neanche le conoscenze. Quindi la mia sfida era quella di dare il mio contributo personale diciamo, a migliorare un po' la visione di questo territorio nel mondo. E Una ci sfida stai un po' ambiziosa. riuscendo? E ci stai riuscendo? Ma Come sta andando? faccio del mio meglio, sempre ovviamente nel mio piccolo, però diciamo che muovendomi in questa direzione sicuramente i passi fatti sono tutti volti alla miglioria della qualità della visione del mondo piceno, ecco. Certo, sei Noi abbiamo, particolare. Vai, dimmi. no, no, dicevo, noi abbiamo dei territori magnifici, dei vini fantastici con delle vitigni autoctoni che stanno acquistando sempre più importanza ed è giusto presentarli nel modo migliore al mondo enologico e quindi al mondo del vino e degli appassionati. Anzi, intanto saluto Evo e Bistrò, c'è un altro Marco di Torre di Palme che subito dopo presenterà un suo piatto abbinato ad un tuo vino. Oggi, insomma, oggi la diretta la Perfetto. dedichiamo praticamente tutta ai tuoi vini. Loro avranno in degustazione il Rosso Piceno Superiore. Sì, Rosso Piceno, perché tornando insomma alla nostra chiacchierata, infatti quindi sei comunque molto legata al territorio, l'hai anche scritto, crediamo nel nostro sì, territorio e gli gli abbiamo abbiamo affidato il affidato il nostro nostro tempo. tempo. Quindi Sì. tutto il tuo tempo sei legatissimo insomma a questo Sì, perché territorio. la cosa più importante che abbiamo è il tempo. E quando dedichi il tuo tempo al posto in cui sei nato, al territorio in cui vivi, vuol dire che gli stai dedicando tutto. Eh, eh, E quindi Senti, è questa la nostra missione, ecco. in questo momento il lavoro in cantina comunque non si ferma, in cantina, in vigna, Lavoro in nonostante cantina non si insomma ferma. come No, sta andando? esatto. Come vi siete organizzati in questo periodo di quarantena? Che insomma le aziende stanno tutte un Allora, po' soffrendo, diciamo, perché comunque sì, la verità è quella, però abbiamo cercato vabbè, innanzitutto la campagna non si è affatto accorta di no. quello che sta accadendo.
quindi i vigneti stanno germogliando, sono usciti da quest'inverno che è stato un inverno molto blando, quindi non ci sono state non ci sono stati dei freddi particolarmente intensi, però si sta risvegliando appunto tutto il vigneto e quindi noi chiaramente il lavoro non l'abbiamo mai interrotto, perché il vigneto è qualcosa che ti richiede lavoro quasi tutti i giorni, d'estate, d'inverno, primavera e autunno. Non conosce E feste, non non conosce... conosce Segue quarantene. i suoi ritmi indipendentemente da tutto. Esatto, esatto. Per quanto riguarda la cantina, chiaramente con diciamo, quello che è successo nell'ultimo mese e mezzo, siamo stati costretti a rivedere un po' i nostri piani, però ci ha permesso anche di riflettere e di fare delle considerazioni importanti per il futuro. Ad esempio, adesso il dubbio di tutti è quello di imbottigliare, non imbottigliare. I programmi che erano decisi fino a un mese fa, il giorno dopo sono stati sostanzialmente cambiati. Io, da parte mia, ho fatto una piccola riflessione cercando di vedere sempre un po' il lato positivo delle cose, perché altrimenti non se ne esce. E ho pensato che la cosa migliore da fare era approfittare un po' di questo tempo e capire cosa fare per migliorare questi vini. Come prima cosa abbiamo deciso che una piccola cosa che volevamo fare da sempre ma che non eravamo mai riusciti a fare, ovvero quella di, ad esempio, un vino come il Pecorino, Sì. noi siamo abituati a farlo uscire subito, nel senso che a marzo si imbottiglia e già a marzo-aprile Si può esce sul mercato degustare, perché, ok. sì, perché diciamo che le richieste ci sono, quindi già è subito disponibile. Però il vino Pecorino è un vino che si presta anche ad un affinamento in bottiglia. Oggi il Pecorino 2018 personalmente lo trovo molto meglio dell'anno scorso quando è uscito. Quindi questo affinamento in bottiglia ha soltanto fatto del bene al vino. Quindi Quindi abbiamo stai deciso, sperimentando, insomma, stai sì, abbiamo deciso sperimentando. di imbottigliare l'annata 2019, ma farlo uscire il prossimo anno. Quindi quando uscirà l'annata 2019 avrà già 7, 8, 9 mesi di bottiglia sulle spalle che faranno sicuramente sì che il vino sia migliore di oggi. Ah, quindi dobbiamo Per aspettare. un'evoluzione Ci naturale. stai dicendo quindi che non lo possiamo assaggiare, insomma, appena Beh, finisce la quarantena. Dobbiamo aspettare. adesso c'è il 2018 che è nel massimo della forma. E il 2019 aspetteremo qualche mese, sì, abbiamo Che, preso questa decisione, che poi ha preso... sia perché, sì, dimmi, dimmi. Sia no, perché... dicevo, sia perché c'è ancora del 2018 che ci permette di andare avanti ancora qualche mesetto, sia perché in questo modo appunto il vino guadagna di qualità, secondo me. Insomma, in questo periodo di quarantena ci sorprende, dopo finita questa quarantena, ci sorprenderai, insomma, con... Ma speriamo, è un periodo difficile per tutti, anche per noi, non lo nascondo, però bisogna sempre cercare di vedere le cose da un punto di vista diverso, cercare di tirar fuori sempre qualcosa di positivo anche dalle esperienze più negative e quindi questo potrebbe essere qualcosa di interessante. Senti, c'è Sigismondo Gaetani che ti saluta, che ci dice, mi sembra di conoscerlo, quindi Sì, sì. Sigismondo ci segue spesso nelle nostre dirette, noi seguiamo le sue, insomma. Sì, 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 sì. Beh, lui è un altro grande ambasciatore di questo territorio, quindi fa sempre molto piacere. È sempre molto legato infatti al territorio Sì, e lo dimostra anche in questo periodo appunto con le dirette facendo parlare tutti magari anche produttori particolari legati al territorio e, insomma, e alla qualità che appunto come dicevi te può esprimere questo territorio. Senti, ma noi ci siamo conosciuti
durante un premio, perché voi ne avete vinti molti di premi, però ci siamo conosciuti quest'estate a Cupramontana per il premio, l'etichetta d'oro, che voi avete preso Sì, con il Rosso Piceno, mi sembra? sì, Mm. esatto, Rosso Piceno Superiore, Senti, faccela quello vedere che... una tua etichetta, perché come vi viene in mente, insomma, questa foglia di vite? È bellissima la vostra etichetta e da un punto di vista della comunicazione, te lo dico Marco, è facilmente riconoscibile. Io in ogni locale dove entro, cioè il tuo vino... cioè, si riconosce, la tua etichetta proprio si riconosce. Ti dico anche i locali, le enoteche dove siete, come entro, cioè comunque è inconfondibile. Faccela Beh, vedere, questo era un po' mettila il nostro davanti, bella. obiettivo, eccola qui. Bella, questa foglia di vita, bellissima, bellissima. Del resto avete vinto il premio, insomma. Sì, è Da dove nasce stato questa veramente bello. etichetta? Allora, questo qui è stato un progetto veramente dove abbiamo lavorato tanto, su cui ci siamo confrontati tantissimo con i grafici che ci seguono e dopo un percorso appunto di studio e di lavoro siamo arrivati a questa formula qui. E cercavamo qualcosa che fosse facilmente riconoscibile e che fosse nella sua semplicità, perché è una foglia di vite, però fosse qualcosa di straordinario. Anche la scelta dei colori, diciamo che ci abbiamo speso diverso tempo, perché non è mai facile. Quando si sceglie un'etichetta è come scegliere qualcosa che rimarrà per sempre legato alla bottiglia, quindi è giusto dedicargli il tempo necessario. Abbiamo fatto questo lavoro, devo dire la verità, oltre al premio io riscuoto tutti i giorni l'apprezzamento di tantissimi clienti o appassionati o persone che comunque vedono anche per caso le nostre bottiglie e questo mi fa tantissimo Sì, piacere non e passa volevo condividere questa cosa inosservata. con... No, no, Sì, non esatto, passa l'obiettivo è inosservata, si quello. nota ed è anche molto elegante. Questo è il mio giudizio personale. Non so, non ti avrò dato il premio etichetta d'oro, però insomma, il mio giudizio Però è personale. esattamente l'obiettivo che ci eravamo preposti, quello di Quindi avere un lo vestito avete elegante, centrato. innovativo, esatto. State andando bene, insomma, tanti riconoscimenti. Sì, 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 no, io sono particolarmente felice di questi riconoscimenti perché vuol dire che il lavoro e l'impegno che stiamo mettendo appunto in queste cose, in questa produzione, in queste bottiglie viene riconosciuto. E questo non può far altro che piacere. Bene. E, e quindi speriamo di continuare così, ecco. Allora, quindi per finire, quindi, progetti per il futuro, quindi dobbiamo aspettare questo pecorino invecchiato. Beh, un pecorino, diciamo, con più affinamento in bottiglia, ecco, è come quello che stiamo bevendo adesso, il 19 lo troveremo allo stesso modo con qualche mesetto in più, sì. Ci sono tanti progetti che però, ecco, stiamo un po' snocciolando un po' alla volta, anche perché oggi l'incertezza è più forte quasi della certezza, quindi cerchiamo di fare le cose un passo alla volta cercando ecco, di farle sempre al meglio possibile. Questo è un po' l'obiettivo. Certo, Marco non si ferma, guarda avanti con ottimismo. Bene, mi fa piacere parlare con persone così, soprattutto in questo momento. Senti Marco, Sì. io ti ringrazio di questa chiacchierata, Grazie a te. spero di poterti venire a trovare quanto prima, appena insomma finiamo questa quarantena, quindi di fare Sì. un giro nelle Marche, se vengo nelle Marche ti vengo a trovare e adesso Sei invece, benvenuta. grazie, lasciamo la linea a Pier Sommelier che assaggerà il tuo vino in un rosso piceno superiore insieme a Marco di Voi Bistrò che lo abbina ad un piatto di carne. Secondo te hanno fatto bene o male ad abbinarlo Secondo me hanno fatto benissimo. Benissimo. Benissimo, sì. Va bene. Mi fido molto. Va bene, allora grazie e usciamo noi dalla diretta così lasciamo campo libero all'altro Marco e a Pier Sommelier. Grazie intanto.